Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, è stata tra i sindaci del Meridione che ieri ha partecipato in rappresentanza dei 500 primi cittadini della rete Recovery Sud alla protesta in piazza Plebiscito a Napoli per rivendicare le somme decurtate dal Recovery Fund, come ha avuto di dire nel suo intervento. Al mezzogiorno del paese infatti sarebbe spettato il 68%, circa 140 miliardi, invece il governo Draghi, sotto spinta di una componente fortemente settentrionale, rivede i criteri assegnando al mezzogiorno solo il 40% dei 209 miliardi del recovery, sono dunque circa 80 miliardi, 60 in meno. Per la mia età è da tantissimi anni che sono in politica, ma mai ho sentito di fare una battaglia come questa volta. Io ormai credo di essere a compimento della mia attività politico-amministrativa e dico: noi non potremo guardare in faccia i nostri figli se oggi non facciamo realmente qualcosa. Dobbiamo fare una battaglia seria, concreta, ferma, perché dobbiamo richiedere quello che ci spetta e questo 20% non ce lo può scippare nessuno. Grazie a tutti, buon lavoro, ma non fermiamoci qui.